muzeju smo, torej tu smo tu, smo v multimedialnem muzeju v Špjetru. Lepo pozdravljeni vsi tisti, ki sta se povezali z nami. Lepo pozdravljeni vsi tisti, ki so sprejeli vabilo, da bojo govorili do nas z nami. In tudi vsem predstavnikom muzejev. Jaz bom gledala te, da če se vidi, gledam Marijo, na stvari. Benvenuto, un saluto a tutti dal Museo Multimediale SMO di San Pietro Natisone e salutiamo tutti quelli che si sono collegati con noi, salutiamo chi ha accettato il nostro invito di partecipare oggi a questo incontro e soprattutto salutiamo anche i rappresentanti della rete museale con cui collaboriamo. Na bom govorila na Duzi, do nas je že drugič, ki se všapamo vsi muzeji skupaj, prvo srečanje smo ga naredili dan, vedno kot inštitut, vedno v tistem smislu, da sodelujemo na celotnem teritoriju, kjer živimo Slovenci v Vilenski pokrajini, tako da bi promovirali naše kraje in da bi bili tudi bolj močni. Quindi il secondo appuntamento che facciamo come rete museale. Il primo incontro l'abbiamo fatto lo scorso anno proprio con l'intento di creare questo coordinamento e di promuovere il territorio dove vivono gli sloveni della provincia di Udine. Non mi dilungherò, se ne bom tako dolga, dam besedo našemu predsedniku Đorđo Bankiću. On je predsednik Inštituta za slovensko kulturo, ki ni treba niti reči, da promovira tudi telo dejavnost med drugimi. Do la parola a Đorđo Bankić, presidente dell'Istituto per la Cultura Slovena, che promuove proprio queste iniziative già da parecchi anni. Giorgio, prostito avremo degli scambi tecnici che sono necessari qui. Pozdravljeni svi in dobrodošli na to naše srečanje, ta naš posvet o malih muzejih kot aktivni prostori skupnosti. In res ta naslov tega posveta, tega srečanja se res ujema z našim muzejem SMO, kot tudi z ostalimi muzeji, z mrežo malih muzejev, ki jih imamo od Rezje do Terskih dolin do Naliških dolin. Aktivni prostori skupnosti, ker ti naši muzeji so se rodili prav iz skupnosti na pobudo ljudi, ki delajo v naših vaseh na teritoriju in da bi ohranili pričevanja materialna in tudi duhovna pričevanja naših starih, ki so nam zapustili res veliko premoženje, materialno seveda, pa tudi jezikovno in kulturno. V našem muzeju smo res brali vso to bogatstvo, ki gre od toponomastike do zgodovine, od glasbe, od pesmi do umetnosti, ki jo vidimo v naših vaseh, v naših cerkvicah. Tudi ostali muzeji so nastali na pobudo naših ljudi in tako, da imamo to široko sliko o kulturi, materialni in duhovni kulturi naših tudi malih skupnosti. Un saluto a tutti i partecipanti e un ringraziamento a quanti porteranno il loro contributo a questo convegno sul tema piccoli musei, luoghi attivi delle comunità. Devo dire che questi musei, a cominciare dallo SMO, Slovensko multimedialno okno,
finestra multimediale slovena qui a San Pietro al Natisone sono nati proprio per iniziativa delle nostre comunità, della nostra gente che ha voluto conservare, raccogliere le testimonianze materiali e anche culturali delle nostre comunità che vantano una storia lunga, ricca, di fatti e di testimonianze di costruzione di una identità che si è manifestata in più rami del sapere e delle attività umane. Ecco, parlo anche del Museo SMO di San Pietro al Natisone, che è un museo multimediale. Qui non sono raccolti oggetti, ma sono raccolte testimonianze, studi di gente che si è dedicata alla raccolta e alla catalogazione delle più importanti testimonianze storiche, artistiche e linguistiche della nostra comunità. È un museo sempre in costruzione, difatti stiamo adesso lavorando ad un progetto molto impegnativo, ad una installazione sulla quale mostreremo come nel corso dei secoli, a partire dall'arrivo dei Longobardi e degli Slavi alpini nella nostra zona, come in questi secoli il confine si è mosso sulle nostre montagne e sulle nostre valli. È un progetto molto impegnativo, ci stiamo lavorando da mesi e speriamo di inaugurarlo nel mese di giugno, se tutto andrà bene. Ecco, con questo termino, buon lavoro e grazie a tutti i partecipanti. Marina? Passo per passo che la comunicazione italiana stessa non sa neanche che noi esistiamo, neanche oggi non siamo.
Oh ja, vamos parlare in luce, ma... Simona Zeitley, siamo di nuovo qui, volevamo così sorprendervi, Martin Paspertenecit, i spróbam pokazali par witelik video, ich bomo van ich bomo kazali, che sono zelo kratki, u teku telega srečanja. Quindi il primo video è quello dello SMO, faremo vedere i video, che sono comunque dei brevi video di presentazione di ogni realtà museale, man mano che il nostro incontro va avanti. Zdaj bo Luigia Negro, kulturna dela v Kaurezi in ne samo, je tudi človek, ki veliko drži za telo našo muzejsko mrežo, da bi se razvila in da bi, kako je rekel že naš predsednik prej, postali tudi mali muzeji, ki so res mali, ma so tako važni za območje, za teritorij, kjer so, da bi postali še bolj močni. Quindi adesso diamo la parola a Luigia Negro, che è un'operatrice culturale in Valresia, però che lavora moltissimo non solo per la Valresia, ma su tutto il territorio, e che ci tiene moltissimo che questa rete museale Mismo Tu si sviluppi e che questi piccoli musei, che sono piccoli veramente, ma sono molto importanti per il territorio in cui operano, diventino una realtà molto più importante. Lojza, sì? Ja, dobar dan. Dobar dan. Da kje te navidimo? Tega ne... Zdaj je boljše? Ecco, tako je v redu. Ja, dobro. Lep, ja, dobar dan in lep pozdrav vsem vam. Veseli me, da sem danes z vami in da imamo možnost skupaj obeležiti Mednarodni muzejski dan, ki ga organizira ICOM, Mednarodni muzejski svet. To je prvič, ki prirejamo ta dogodek in upam, da ga bomo ponovili tudi v prihodnjih letih. Tema letošnjega dneva je prihodnost muzejev, okrevanje in novi izzivi. Rada si želim, da bi naši muzeji imeli možnosti se razviti, zato veliko pomaga sodelovanje med nami. Dober primer tega je projekt Mi smo tu, ki ga vodi prav Inštitut za slovensko kulturo in nam pomaga, da smo še bolj aktivni in s tem pomagamo tudi našim dolinam. Upam, da projekt bo nadaljeval in da bomo lahko ustanovili tudi uradno mrežo muzejev Mi smo tu. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io tutti voi della presenza. Abbiamo voluto anche noi piccoli musei di queste nostre vallate, inseriti nel progetto Mi smo tu, organizzare un evento in occasione della giornata internazionale dei musei che l'ICOM ha istituito nel 1977. Questa giornata è stata istituita anche per far conoscere alle comunità il lavoro che svolgono i musei. Avevamo in programma di realizzare proprio in questi giorni, in questa occasione, un convegno sul ruolo dei musei e le proprie lingue minoritarie, ma a causa della situazione sanitaria l'abbiamo spostato al 2 di luglio. Il tema della giornata di quest'anno è interessante perché pone i musei a riflettere sul futuro, quindi a rigenerarsi e a reinventarsi in considerazione dei tempi che viviamo, in particolare in questi mesi di pandemia. Ogni museo ha la sua specificità in quanto presenta il proprio territorio con le sue particolarità. I musei che sono coinvolti nel progetto Mi smo tu presentano, e lo dice già il nome, Mi smo tu significa noi siamo qua, presentano le ricchezze che ogni territorio ha dal punto di vista etnografico. In Varresia, la Val Canale, naturalmente, la Valle del Torre e le valli del Natisone. Questi nostri musei sono attivi e presenti sul territorio già da parecchi anni. Il Museo di Lusevera, per esempio, è stato istituito subito dopo il terremoto del 1976.
Negli anni 90 sono stati istituiti i musei a Resia, il Museo della Gente della Val Resia e il Museo dell'Arottino. Una decina di anni fa è stato aperto anche il Museo SMO, di cui abbiamo visto un piccolo filmato prima, che rappresenta un unicum nella nostra regione, e poi le altre realtà museali che abbiamo, che si trovano nelle valli dell'Antisone. Queste sono realtà molto importanti sia per le comunità locali, come luoghi in cui vengono conservati e valorizzati i beni comuni di un tempo, sia come luoghi destinati anche ai visitatori e ai turisti. Notiamo infatti un sempre maggiore interesse per le piccole comunità e le varie sfaccettature che il visitatore scopre, ecco, venendo nei nostri paesi, vivendo le nostre realtà e comunità. C'è un detto molto antico che vale naturalmente anche oggi: l'unione fa la forza. Abbiamo già delle belle esperienze di collaborazione tra di noi grazie al progetto Interreg Italia-Slovenia denominato Sborsbirk, con il quale sono state realizzate diverse importanti iniziative, soprattutto promozionali. Sulla scia di questa positiva esperienza, grazie al Museo SMO e all'Istituto per la Cultura Slovena che lo gestisce, abbiamo proseguito la collaborazione in questi anni con il progetto MISMO2, un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con i fondi della legge di tutela della minoranza slovena numero 38, di cui quest'anno ricorrono proprio i 20 anni della sua promulgazione. Cooperare, ognuno nella propria autonomia, su segmenti delle varie e numerose attività museali è molto importante, perché ciò permette di suddividersi determinati compiti e quindi specializzarsi e quindi svilupparsi. Vi sono esempi in tal senso nella nostra regione, ad esempio la rete museale Carnia Musei, e naturalmente anche fuori regione. Auspichiamo quindi che il progetto MISMO2, dopo la prima esperienza triennale, possa proseguire e si possa arrivare alla realizzazione anche ufficiale di una rete museale e con essa poter contribuire a favorire la crescita sia dei nostri musei ma anche indirettamente delle nostre comunità. Di questi aspetti avremo modo di presentarli, di parlarne, di discutere più dettagliatamente il 2 luglio in occasione del convegno di cui ho accennato prima, che si svolgerà a Palazzo Veneziano a Malborghetto. Ecco, quindi vi invito finora a partecipare a quest'altro convegno. Con questo io concluderei, ringrazio tutti per l'attenzione. Hvala lepa za to, ker ste sledili. Hvala. Hvala Luigia, in zdaj imamo našo gostjo ed ora daremo la parola alla nostra ospite, alla dottoressa Paola Ventura della Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, che con noi come nella veste di rappresentante del coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia dell'ICOM. Siamo molto contenti di questo contatto con l'ICOM, con un'istituzione così come questa, museale, e siamo molto contenti sia di presentarci, di conoscere l'ICOM e di farci conoscere. Torej, zdaj bomo imeli glavno gostjo, gospo Paolo Ventura, che odgovorna ICOM za deželo Planirsko krajino. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Nama smo zelo radi, da ji predstavimo našo stvarnost in da spoznamo lepo, kaj je ICOM, in da se storimo spoznati ICOM. Le do la parola, siamo molto contenti di averla con noi e di farci conoscere e forse anche di cominciare un cammino, insomma, no? Buonasera. Lontano dalle nostre valli. Buonasera, sono io che vi ringrazio assolutamente dell'invito e effettivamente un'occasione reciproca di conoscenza. Io cercherò di raccontare qualcosa su ICOM e sulla giornata in una decina di minuti e non di più, perché credo che poi sarò io in realtà a imparare molto di più sulle vostre realtà, anche se qualche struttura ammetto che l'ho già vista, ma non le conosco tutte.
e dai filmati che seguono, e credo che sia l'oggetto principale della giornata. E come è stato detto, io sono qui in veste di consigliere del coordinamento ICOM Triveneto e devo fare veramente un complimento, un ringraziamento per aver voluto inserire questa vostra iniziativa nelle manifestazioni della giornata dei musei, che come è stato accennato, questo ICOM in realtà l'ha inventata nel 1977, l'International Museum Day, e svolta a livello internazionale e su scala ovviamente nazionale da ICOM Italia. E il giorno giusto sarebbe il 18 maggio, ma effettivamente ieri c'era una serie di iniziative e anzi qua siamo il giorno successivo, però devo dire che sul nostro territorio, ahimè, un poco per la scarsa, non è vero che i musei non abbiano fatto nulla, però se uno va sulla pagina del sito ICOM Italia, l'unica iniziativa che risulta per il Friuli Giulia è la vostra. E quindi un doppio ringraziamento e complimento. Non che non ce ne siano state, ma proprio la volontà di collegarsi a questa particolare data. E ho fatto cenno che il coordinamento copre il Triveneto, quindi io sono un consigliere, sono l'unico consigliere del Friuli Giulia, abbiamo un coordinatore che è la collega Babette Trevisan, che è il coordinatore, diciamo, per le 3 regioni, e consiglieri distribuiti sul territorio. E questo in effetti dà anche un'idea della ancora un pochino scarsa penetrazione di ICOM nella nostra regione. Ed è anzi un motivo in più, al di là del fatto che tutte le iniziative di ICOM in generale sono aperte a iscritti e non iscritti, i soci possono essere dei musei, degli istituti, anche dei professionisti. Ecco, effettivamente non abbiamo ancora un peso, una penetrazione tale nel territorio, e tutte queste occasioni sono benvenute per noi. E volendo portare qualche elemento invece che penso che possa essere utile reciprocamente, posso ricordare, come è stato detto, accennato nel logo che è presente sulla locandina, il tema di quest'anno, l'idea di dare un tema a queste giornate internazionali dei musei è nato direi nel 2016, quando c'è stato l'assemblea ICOM internazionale, che ha diciamo, una platea enorme ovviamente a livello planetario. Nel 2016 l'assemblea internazionale, che ogni 3 anni si è svolta a Milano, aveva un tema che era dedicato ai pesaggi, quindi il museo e il paesaggio culturale. Da quella volta il tema dell'anno, abbinato o meno al tema del convegno ICOM, è semplificato. Quindi si è parlato nel 17, 18, 19 di storie contestate, di musei iperconnessi, di musei come futuro della tradizione, questo è in occasione dell'Assemblea di Tokyo, e del museo come diversità e inclusione. E quest'anno è un tema veramente amplissimo, quindi posso dirvi che a livello nazionale ICOM ha organizzato tutta una serie, specie a Milano dove c'è la maggior concentrazione, di webinar e incontri, dove in 2 giornate hanno appena sfiorato molti temi che risultano nella locandina, nel calendario, e quindi incrociano d'altra parte degli argomenti che sono comunque trattati da più anni da ICOM, al di là di quella che è l'emergenza, diciamo, di quest'ultimo anno, anno e mezzo, e quindi la necessità di una rinascita, di una resilienza, come si dice, di una rigenerazione. Ecco, è stato detto un po' in maniera un po' più originale del motto, però dei temi che fanno parte di questa rinascita dei musei sono fondamentalmente 2 che dico hanno già delle sedi di discussione abbastanza approfondite in ICOM. Uno è effettivamente il discorso delle reti, ed è quello che sinceramente più mi interessa, su cui soffermerei anche tra un attimo, anche per quello che sono le iniziative, le attività in corso. E l'altro, come ben ricordato, è il tema della sostenibilità, perché chiaramente vedere una rinascita in termini di sostenibilità, quindi il richiamo ai punti dell'agenda 2030, dell'accordo di Parigi, e delle possibilità che anche in ambito culturale questi temi vengano declinati. Ecco, posso solo che citare per esempio alcuni diciamo, precedenti in cui con studi anche approfonditi tra UNESCO e ICOM sono stati rilevati degli indicatori
tematici della cultura nell'Agenda 2030, e quindi enucleati proprio i parametri con cui si misura l'adesione o comunque la partecipazione delle museali o delle istituzioni culturali a questo processo che noi speriamo per irreversibile, tant'è che ICOM nel 2018 ha creato a livello internazionale un gruppo di lavoro sulla sostenibilità che ha prodotto dei documenti, ha un'importante, diciamo, base anche a livello nazionale. Possiamo pensare al Museo di Trento, che essendo un museo scientifico è particolarmente versato, ha un partenariato per un progetto con ICOM proprio sull'applicazione, sulla declinazione della sostenibilità in ambito culturale. Quest'anno dei 17 obiettivi la giornata dei musei ne ha diciamo, messi in risalto, messi in rilievo 4, e anche voi giustamente riportati nella vostra locandina comunicato, però diciamo, periodicamente, ciclicamente, tutti questi temi vengono affrontati per vedere come possano trovare risalto negli istituti culturali. Uno di questi è sicuramente l'importanza, tanto più per istituzioni radicate nel territorio, di come il museo possa essere anche, il museo o l'istituto culturale, diciamo, un incentivo allo sviluppo locale, sempre da ICOM in questo caso, non con UNESCO ma con l'OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, e sono state emanate, credo nel 2018, non molto tempo fa, delle linee guida per diciamo, le istituzioni locali riguardo all'interazione tra comunità e museo, quindi come possa essere il museo, l'istituzione culturale, uno strumento di sviluppo e di coesione del territorio. Ecco, queste sono tutte molto belle parole, naturalmente, poi in 10 minuti sicuramente non possiamo approfondire questi temi a cui veramente ICOM proprio ieri per la giornata ha dedicato tutta una serie di approfondimenti appunto e di tagli più specifici, però volevo soffermarmi un attimo, proprio vista la vostra natura di rete, sul tema delle reti. Ecco, anche il tema delle reti, che è stato, viene visto come strumento in questo caso, o opportunità in questo motto dell'anno di resilienza, di rigenerazione, e anche questo a livello di Comitalia ha visto un importante sviluppo proprio in tempi, diciamo, non sospetti, quindi subito prima della crisi dell'anno scorso, penso che da un paio d'anni, è nato un gruppo di lavoro per chi come lavora su articolazioni territoriali, ma anche per gruppi di lavoro o commissioni tematiche, un gruppo di lavoro che è diciamo, una forma un po' più dinamica che la commissione tematica, che è più di studio, che si chiama Reti e Sistemi. Ecco, questo gruppo di lavoro, che ha dei referenti nazionali, poi a sua volta è articolato l'hanno voluto chiamare antenne regionali. In realtà la regione in questo caso corrisponde alla geografia del coordinamento, quindi di fatto Triveneto, proprio perché c'è un'interazione tra territorio e la parte teorica, perché l'intento è di fare un'attività un po' più incisiva, e questo è peculiarmente italiano, non è un tema di ICOM internazionale, per alcuni motivi che si intrecciano. Voi saprete a livello nazionale, centrale, sicuramente tutto il discorso della rete museale nazionale, che è un'innovazione dopo la riforma del Ministero più o meno, insomma, compiuta, e con delle procedure per cui i musei, al di là della loro diciamo, afferenza a un istituto, a un'organizzazione pubblica, privata, devono rientrare in questo sistema museale nazionale, non si chiama rete ma si chiama sistema, tramite tutto un sistema di accreditamento. A loro volta, che ammettiamo è un po' indietro, perché diciamo, i requisiti, gli standard per entrare in questo sistema sono decisamente elevati. Sappiamo che a livello ministeriale ci sono delle linee guida,
ma non dimentichiamo neanche linee guida, tra parentesi, qui la maggior parte dei musei ancora non sono in grado di adempiere, benché siano nel 2001, e anche i livelli essenziali di qualità che sono stati varati nel 2018 proprio in vista del sistema museale nazionale non hanno trovato ancora soddisfazione nemmeno in istituti di grandi dimensioni. E però nel contempo anche a livello territoriale la Regione Friuli-Venezia Giulia nella legge sui musei, nel regolamento, adesso in realtà un po' superati, aveva creato questa possibilità di formazione o comunque di adesione di reti proprio per mettere in comune delle risorse di strutture minori che altrimenti non hanno le risorse sufficienti per avvicinarsi a questi standard che sono richiesti per aderire tramite appunto l'interfaccia della regione, che ha un po' questa funzione, al sistema museale nazionale. Questo sistema regionale è un po' superato perché era legato anche la possibilità di formare reti esclusivamente a temi o alla geografia delle UTI. Sappiamo che le UTI in questo momento sono in via di superamento, e anche la possibilità, tanto per fare un esempio, di avere un'unica rete per tema, non so, un'unica rete dei musei archeologici, un'unica rete dei musei scientifici o degli ecomusei, e non viene incontro a quelle che sono delle esigenze che noi dobbiamo dimenticarci che partono dal basso. Però l'idea delle reti ecco, diciamo un po' incompiuta a livello nazionale come sistema, ma va avanti, e credo dovrà essere un po' rivista a livello regionale come reti legate alle UTI o a temi specifici, e proprio anche per questo ICOM in questo gruppo di lavoro, e qui mi avvio diciamo, a quella che potrebbe essere anche una proposta un po' più concreta, ha voluto in questo clima un po' di incertezza, anche perché è difficile appunto raggiungere gli standard richiesti dalle linee guida e poi dai livelli essenziali di qualità concordati tra Stato e Regioni, ha voluto proprio porsi anche in maniera come strumento conoscitivo. ICOM ovviamente ha molto a cuore l'esigenza, il requisito della professionalità. Non dimentichiamo che ICOM ha creato un codice etico per cui quello che il Ministero coniuga come standard museali, quello che gli istituti territoriali coniugano come livelli essenziali di qualità che servono ad essere accreditati, quindi avere oggettivamente anche dei contributi o dei riconoscimenti, ICOM è da decenni che in realtà pone l'accento sulla necessità delle adeguate professionalità all'interno dei musei per i rispettivi temi. Però in questa fase sta creando proprio anzi questo è anche un invito se volete provare a cimentarvi, un censimento ha creato proprio una scheda di rilevazione e di valutazione dei progetti di aggregazione territoriale. Se voi andate a cercare su ICOMOS, poi possiamo anche sentirci in maniera più operativa, questo gruppo di lavoro reti sistemi c'è la possibilità di compilare, ma vuole essere anche un sistema di autovalutazione al di là di tutto quello che sono i canali ufficiali per gli accreditamenti per appunto Stato, Regioni e sistema museali nazionali, una griglia di un questionario appunto in cui le reti esistenti possono in qualche modo candidarsi o comunque sottoporre la loro tipologia, gli obiettivi, mettere in evidenza quali sono le risorse, i sistemi di ogni tipo, a partire dalla definizione, vi dico solo alcune possibilità, possono essere reti private, informali, istituzionali, museali, sistemi culturali, distretti, ma anche distretti culturali, quindi c'è anche prevista un'interazione tra istituti strettamente culturali, ma anche reti reti e sistemi culturali, quindi non è solo reti museali, ma anche sistemi, istituzioni culturali pubbliche, private, ma anche realtà produttive. Ecco, in questo chiamiamolo appunto un questionario, ma senza assolutamente valutazione o senza è proprio una specie di
censimento, di rilevamento che può essere utile anche a chiunque per riuscire a mettersi a conoscersi e capire quali sono le sue potenzialità e esigenze. È possibile compilare entro il 15 giugno, guardate, siamo proprio nei tempi, un form in cui si specificano appunto quali sono diciamo, le caratteristiche del sistema, quali sono le risorse, quali sono gli obiettivi, le criticità e tutta una serie di parametri che appunto possono anche, poi saranno sottoposti a questo gruppo di lavoro che è articolato a livello nazionale e regionale e possono essere anche una forma di, diciamo, di autoanalisi per cui uno dovrà descrivere qual è il tipo di governance, qual è la tipologia dei soggetti che costituiscono la rete, l'ambito geografico, la morfologia del territorio, quali sono appunto i paesaggi, le caratteristiche etniche e linguistiche, sto citando un po' a caso, quali sono i nodi irrisolti una voce, quali sono gli esiti, i mutamenti e quali sono le produttività, industrie creative o gli aspetti di innovazione, di gestione e di sinergia che appunto che entrano in gioco. Ecco, con questo poi potete provare e eventualmente vedere se questo poi è anche uno stimolo a successivi sviluppi. Non vorrei portar via altro tempo, vedo che insomma credo che quello che poteva essere un breve contributo spero di aver lasciato qualche suggerimento, qualche stimolo e adesso a mia volta, visto che è stata citata la rete di Carne Musei, ma non è che nella nostra regione, anche per i motivi che sono stati detti, ci sia un sistema veramente di reti rodato, un nuovo, tra l'altro la vostra è una rete abbastanza sia territoriale che tematica, perché se ho ben capito sono principalmente musei etnografici. Ecco, visto che ci sono anche alcune attività archeologiche svolte in collaborazione diciamo, con gli istituti di tutela del territorio, però insomma un'identità ben precisa che può essere diciamo, una pietra di paragone anche per altre casistiche. Ecco, quindi adesso anch'io vi ringrazio nuovamente e vediamo come questa conoscenza reciproca possa, speriamo, andare avanti. La ringraziamo moltissimo di questa cosa, la invitiamo ovviamente a venire a trovarci, a conoscerci un po' meglio, anche per approfondire gli argomenti che ha citato, perché la nostra rete nasce anche proprio dall'esigenza di raggiungere determinati standard di cui si parlava proprio in quel famoso regolamento regionale
Non sentiamo niente. Non sento niente. Non si sente. Procediamo e quindi andiamo. Ok. Ma vivita da kada hudic, ananarea kui pokrave, manarea stanjade, ano andiwa, anarea anombrano. Smo tukaj, zdaj smo prišli skoraj na zadnji del, smo videli televizijo v Drezju, do muzeja, ki so gore. In zdaj dam prostor Igorju Černu, ki je tudi on kulturni delavec, zelo aktiven v Terski dolini in ne samo, je tudi umetnik in tudi pesnik in njemu smo njega smo vprašali, naj predstavi tele kratke video, ki so delno že videli, za ki so tudi malo poetični, ne? Tako smo videli, so tudi malo, v par minutah je Dario Rizzo, ki jih je napravil, utegnil povedati, kaj smo in kaj nismo in kje živimo. Quindi a Igor Cerno, che è un operatore culturale nelle Valli del Torre, ma non solo, è artista, è un poeta, abbiamo chiesto di presentare questi video, che avete già parzialmente visto, e che a loro modo sono anche un po' poetici e poi presentano anche i nostri territori meglio di quello che sono, oserei quasi dire, no? Quindi Igor te da Bintley, poi Igor, bomo videli seveda video iz Barda. Dopo Igor facciamo partire il video di Busevera. Ok, torej, dober dan vsem, jaz sem Igor, sem iz Barda in tudi tam upravljamo kot društvo Centra za kulturne raziskave naš etnografski muzej, ki je biser naše skupnosti. Tam lahko gledate tudi druge lepe naravne znamenitosti. Pa recimo muzej govori o nas, o naši skupnosti in tudi to je zelo, zelo pomembno, ker tako kot je rekel prej Pahor, sploh Italijani, ma tudi Furlani ne poznajo naše stvarnosti, ne vedo, da tam živimo Slovenci.
Dunque, buongiorno a tutti, io sono Igor e insieme ad un gruppo di persone che rappresentano il Centro Ricerche Culturali, tra cui la presidentessa Luisa Kerr, ci impegniamo anche a gestire il Museo Etnografico di Lusevera, che è un monumento alla comunità slovena delle valli del Torre, perché ci sono anche altre interessanti cose da vedere in Alta Val Torre, come potrebbero essere le grotte di Villanova, ma uno che ci entra scopre tutto della natura, degli stalagmiti, della stalattiti, ma non sa chi ci vive sopra. Per cui, venendo a visitare il museo, si scopre che lì c'è una comunità slovena che non è conosciuta non solo in Italia, come diceva prima Pahor, ma nemmeno dai friulani, no? Pur trovandosi questi territori nella regione Friuli, Venezia Giulia. Per quanto riguarda invece i video, sono merito di Dario Rizzo. Dario Rizzo è un ragazzo che vive a Tarcento, ma ha origini di Platiskis, e si è interessato un po' da sempre di queste comunità proprio, e negli ultimi tempi però ha riscoperto le sue origini, diciamo, e è venuto proprio nel museo di Lusevera un giorno e ha fatto sudare 4 camicie a chi c'era lì, perché credo che abbia chiesto di ogni singolo oggetto cosa servisse e altre 1000 informazioni, tanto che il ragazzo che lo guidava mi ha chiamato, ma chi è sto qua? Mi ha detto. E da lì in realtà è partita una collaborazione molto più profonda con Dario, perché abbiamo scoperto che ha fatto dei studi importanti per quanto riguarda la regia, e così si è fatto non solo è stato chi ha realizzato questi video, ma per esempio a Lusevera si è stato promotore di ulteriori altri progetti che realizzeremo nei prossimi 2 anni, perché dovete sapere che poi il museo non è solo non so, un luogo dove si visitano delle cose, eccetera, ma è proprio un centro culturale dove si promuovono delle attività sul territorio che vanno dal canto fino poi alla musica, e poi tantissime attività culturali sul territorio. E infatti, comunque, come diceva Marina, proprio il fatto che Dario si sia avvicinato così sensibilmente alla nostra comunità e si sia documentato prima di fare tutte queste cose, non sia venuto lì a dire qualcuno lo accompagnava, gli diceva no, devi filmare questo, devi filmare quell'altro, devi dire questo, no? Lui è prima fatto un lavoro di ricerca piuttosto approfondito e solo quando si è sentito sicuro ha iniziato a filmare, e infatti il prodotto poi è davvero molto eccellente. Io poi, se posso, do la parola a Dario perché faccia... Ah, ok, allora perché lui voleva fare un saluto. Allora, perfetto, io vi ringrazio, bukloni osiem e intimo se vidate. Hvala Igor. Vaš video. Parli na telefonu.
za kontekst, tersko narečje, najdemo tukaj, in obkrožajo ga bližnje nadiško narečje, obsoško narečje in rezijansko narečje. Ja pa grede, ko si gledu po hiši, anko s karte, ampa listo tisti, ki to jači uporablja, da te preseneča. Jaz sem hodil v Rijeko, nekaj Trante, a Trante čin, škirišče, Vse tole diši, ima vonj po kadem tišini, ima tam nekoga gasilce, ki se zgubljajo v globini. Allora sta polizia, vamos. Vse tole diši, ima vonj po kadem tišini, ima tam nekoga gasilce, ki se zgubljajo v globini. Zahvalimo Igorju, ki sta ga čuli tudi, kako znapijati v tem videu Muzeja Bardo, za Igor je tudi pjeje v zboru Baški oktet, ki je otvaril njih video in tudi potem sta slišali. Ringrazio Igor Cerno, che avete anche sentito nel video che avete visto sul Museo di Lusevera, dove cantava assieme al gruppo VK e anche al coro di Lusevera. E tutti i nostri musei sul territorio sono delle piccole realtà che promuovono le attività culturali sul territorio, voglio dire, quindi come nel caso di Lusevera, Resia è così la Proloco di Posenicco, diciamo, fa quello che può per... Cioè, ognuno si muove nel suo ambito per promuovere il territorio e per promuovere le sue radici, la sua cultura e la sua lingua. Torej, vsak po svojem in v svojem ambientu, v svojem teritoriju dela kar more in kar mu je dano za ovrednotiti jezik, kulturo, ki jo imamo kot Slovenci v teh krajih. In zdaj, Dario, je tvoj turno. Dario, ci sei? Mi, Daria, Rizzo, smo spoznali kot študenta, kjer se je upisal na tečaje slovenščine. Ne hodil in je obiskoval 2 tečaja dan za drugim. Quindi Dario ha frequentato 2 corsi contemporaneamente per imparare più in fretta e zdaj tudi govori skoraj lepo. Ecco, torej Dario, damo besedo tebi. Ja. Diamo la parola a Dario Rizzo, che ha preparato i video per l'Istituto per la Cultura Slovena. Hvala vsem, hvala Marina, hvala Igor. Purtroppo per questa volta io ci ho provato ma non me la sento di parlare in sloveno, ma dalla prossima sarò più preparato. E volevo salutare intanto tutti voi che siete lì sia in presenza sia insomma su Zoom. E volevo ringraziare soprattutto Marina per l'opportunità di passarmi qualche settimana insomma a fare il mio lavoro in giro per le valli, per i musei, in posti bellissimi dove ho potuto imparare un sacco di cose, conoscere delle realtà e delle persone che meritavano la pena di essere conosciute. E alcuni dei musei, come Igor ha sottolineato, li conoscevo già,
e quindi ad esempio conoscevo molto bene il Museo di Lusevera, di Prosenicco e lo SMO, invece altri ne avevo sentito parlare ma non c'ero mai stato fisicamente, sono state proprio delle piccole chicche che ho potuto scoprire nelle nostre montagne. E niente, spero che i video siano piaciuti e che possano portare molto insomma, molti visitatori ai musei, perché purtroppo, tra l'altro, ieri sono andato a fare il prelievo del sangue e mi sono messo a parlare con l'infermiera e non so perché in 2 minuti che abbiamo parlato si è subito innamorata dei musei. Quindi spero che... È facile perché si è visto te. Vabbè. Ti ho tolto la parola, Dario, grazie. Grazie, hvala Dario. Gremo naprej z video iz Prosvida. V Prosvidu imamo tudi drugo majhno dejavnost, gor, ki imajo ta muzeja in torej adesso vediamo i video di Prosenicco. E quello invece la signora anziana, quello lì. No, quello no. No, hvala Massimo. Zdaj smo prišli spet k nam in zdaj končujemo. Na koncu bomo videli video muzeju od Matajuri in s tiste zaključimo tale naš dan. Adesso presenterò ancora una cosa e in conclusione ve lo dico fin d'ora, faremo vedere il video dei musei del Matajur, così concluderemo bene con le valide natisone te dischi valinami. Na koncu ja moram se zahvaliti našemu tehniku Massimo Zbarbaro, ki danes ne samo nam je posvetil dan, ampak je že nekaj časa, ker z njim delamo in te prosim, da greš na spletno stran, mi smo tu. Z njim delamo za izboljšati telo spletno stran, kjer lahko dobita, vidite, kjer lahko dobita karto, kjer so vsi muzeji, mapo, di suo boss, ecco tle,
videta kas smo naredili, tako da lahko dobita, kje smo, kaj lahko videta, ne. Vi že, ne vem, uredi, recimo, pa kar hočeš, Massimo, da jim pokažemo, kaj smo naredili. Bardo, dobro, Bardo bo uredu no. Res, ja. Ecco, tako da vam pokažemo, kako funkcionira, smo izboljšali spletno stran, tako da je pokazani bo, da lahko dobita televideo, dobita tudi informacije o muzejih in o naših dolinah. Abbiamo assieme a Massimo Sbarbaro, il nostro tecnico, che ringrazio perché ci ha dedicato la giornata di oggi, perché abbiamo avuto grossissime difficoltà con internet, con i collegamenti, con il quale lavoriamo già da un po' per migliorare la pagina relativa ai musei. Abbiamo realizzato questa cartina, vedete, ve la stiamo facendo vedere. Cliccate e vi appare poi il collegamento con i musei, dove trovate una piccola descrizione del museo, trovate i contatti, trovate il link e quindi trovate poi c'è il collegamento con le valli e dove trovate anche le informazioni relative alla valle dove è situato il museo. Quindi questo è quanto, vi stiamo facendo vedere Rese, ma potrete poi vedere qualsiasi valle. Vi invitiamo a frequentare la nostra pagina per avere le informazioni su di noi, su quello che facciamo e su quello che realizzeremo. Vabimo valda, pogledate te lo naše spletno stran Sako toliko in danas pridetana obiskat, quindi tole je. In zdaj, ki smo končali, zahvaljujem vse, ki sta z nam šele zdaj, zahvaljujem tiste, ki so tle z nam in vam pokažemo zadnji video, ki predstavlja muzej na Matajure. Quindi ringraziamo tutti quelli che sono connessi con noi su Zoom, quelli che sono qui con noi presenti e concludiamo con questo, ringraziamo anche chi è stato con noi come relatore, che ha partecipato, ringraziamo Dario, la Luigia, Paola Valente, Igor, Giorgio, insomma ringraziamo tutti. Vi facciamo vedere il video dei musei del Matajure, con questo chiudiamo, come si dice, alla prossima, se vidimo ricordi casa. Ecco.
abbiamo finito. Qua la lingua chiudi.